sommario di quello che verrà mostrato e intendo in qualche modo inserire l'attività di Padova nel contesto delle problematiche che oggi ci sono relative ai cambiamenti climatici e alla ricerca di nuove fonti energetiche. Passerò quindi ad illustrare l'attività che viene fatta a Padova e alcune particolari ricerche. Ecco, innanzitutto appunto una brevissima introduzione. L'energia serve per quella che è la qualità della vita. Questo è ben illustrato da questo grafico, dove si vede che i paesi cosiddetti più sviluppati hanno una disponibilità di energia che risulta, come vedete, più alta rispetto all'insieme dei paesi che invece sono in via di sviluppo. E soprattutto bisogna tenere presente due paesi, Cina ed India, che oggi rientrano tra coloro che non hanno grandissime disponibilità energetiche e che però stanno crescendo e richiedendo continue quantità di energia sempre in crescita. Questo significa che, siccome l'energia per l'80% è prodotta da fonti fossili, significa che oggi stiamo ancora incrementando quella che è il consumo di fonti fossili e quindi la produzione di energia carbonica. L'energia oggi appunto è prodotta per la maggior parte da fonti fossili e, come vedete, le quantità che vengono immesse in atmosfera in termini di miliardi di tonnellate vanno sempre più crescendo. Vedete l'andamento del tempo dal 1950 ed oggi stiamo appunto assistendo ancora ad una crescita. Qual è la conseguenza? Io lo chiamo brevemente. Questo è un grafico che dà l'incremento di temperatura in funzione della quantità complessiva di anidride carbonica che viene immessa in atmosfera. Questo è lo storico. È chiaro che è facile prevedere quello che sarà il futuro, perché abbiamo un andamento che è quasi lineare e quindi se continuiamo ad immetterne continuerà a crescere la temperatura. Questo contro coloro che negano i cambiamenti climatici. Ma quanto ci resta? Perché a un certo punto uno può chiedersi qual è la quantità di energia che ancora resta, ad esempio, per rimanere all'interno del famoso grado e mezzo, che è quello che viene detto ancora compatibile con una situazione come quella attuale. E quello che resta è illustrato qui. Rimangono ancora disponibili dal 2020 circa 500 tonnellate, miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica. In 4 anni ci siamo già, tra virgolette, bruciati 150 miliardi di tonnellate e abbiamo ancora a disposizione 350 miliardi di tonnellate prima di superare quella che è la quantità che poi ci dà il famoso grado e mezzo. Volendo rientrare, quindi continuando di questo passo in 6-7 anni, o azzeriamo le emissioni o andremo a superare il grado e mezzo. Quanto ci resta per rimanere sotto i 2, diciamo con una certa probabilità, siamo attorno agli 800 miliardi di tonnellate. Vuol dire che sempre con questo andamento di emissioni in atmosfera avremo meno di 20 anni, in poche parole. Allora, quali sono le misure per contenere questa continua emissione di anidride carbonica in atmosfera responsabile dell'innalzamento delle temperature e dei cambiamenti climatici? Ci sono misure che sono indirizzate verso l'incremento dell'efficienza dei processi, quindi tentiamo di ridurre quello che ci serve per vivere con quella qualità della vita. E quindi l'efficienza energetica, risoliamo i nostri edifici, miglioriamo i rendimenti dei processi. Il riciclo, l'economia famosa circolare, è un altro importante elemento da tenere in considerazione per una riduzione, perché il fatto di riutilizzare permette di ridurre la quantità di energia che serve. E dopo, un altro punto importante, che c'è il metano, che è un importantissimo gas serra, conta 84 volte, quindi una tonnellata di metano immessa in atmosfera conta come 84 tonnellate di anidride carbonica, e di metano ne viene immesso moltissimo legato ai processi di estrazione soprattutto, ma anche altri processi legativi, come ad esempio al congelamento della tundra che emette metano. Altra possibilità invece è quella di trovare nuove fonti energetiche o utilizzare
utilizzare maggiormente fonti energetiche che sono con limitata o nulla emissione di anidride carbonica. E qui li conosciamo, sono le rinnovabili, c'è il nucleare fissile, queste sono tecnologie attuali, sono di biomasse, idroelettrico, geotermico, e poi ci sono anche altre possibilità, ma di valore molto più limitato. Altre soluzioni sono riforestazione, vuol dire stoccare dentro agli alberi questa CO2, anidride carbonica che era stata emessa in atmosfera, oppure si parla anche del sequestro della CO2, cioè di catturarla e metterla all'interno di giacimenti finiti di gas o di petrolio, che però è una tecnologia ancora, diciamo, allo stadio iniziale di sviluppo. Le energie rinnovabili, qui le energie rinnovabili sono sicuramente da incentivare perché non emettono anidride carbonica, ma quello che è chiaro è che le sole rinnovabili difficilmente riusciranno a coprire l'intero fabbisogno energetico attuale. Perché? Perché ci sono dei motivi legati, come vedete qui, che ho tentato di illustrare, legati all'enorme consumo di territorio, 0,5 megawatt per ogni ettaro con l'attuale agrivoltaico. Sapete che adesso è di moda dire che i pannelli solari sono compatibili con l'utilizzo dei suoli a fine agricolo, ma parliamo di 0,5 megawatt. Non vado oltre qui, se vedete, ma se pensiamo ad una centrale Fusina oppure Porto Tolle che ha gruppi da 630 megawatt installati. Quanti pannelli solari dobbiamo installare per avere una, diciamo, disponibilità di energia equivalente? Qui stiamo parlando di 50-100 km quadrati di territorio coperto da pannelli solari per un gruppo da 630 megawatt. E naturalmente pensiamo che in Italia oggi il tipo di assorbimento di potenza siamo attorno a 50.000 megawatt di giorno e 30.000 megawatt di notte, che vanno quindi garantiti attraverso una produzione di questo tipo. Poi c'è una problematica legata alla scarsa correlazione spaziale tra zone di produzione e zone di utilizzo, perché dove abbiamo più sole è al sud, come ben sappiamo, ma le industrie che consumano sono al nord, quindi bisogna trasportare questo, vuol dire linee elettriche, incremento enorme di linee elettriche. Una linea elettrica a 380 kV è in grado di portare un gigawatt ampere, e va bene, richiede 50 metri di spazi, va bene, per garantire quindi fare una decina di linee di questo tipo per trasportare energia al sud non è per l'Italia una cosa da poco. Poi c'è, come sappiamo, intermittenza, imprevedibilità, c'è il problema di stabilità e naturalmente anche di materie prime che dovrebbero servire per sviluppare fotovoltaico e eolico. Qui perché l'energia ha queste criticità? Perché l'energia elettrica, qui stiamo parlando di energia elettrica che è il futuro sviluppo, cioè se vogliamo eliminare le fonti di fossili dovremmo spostare molto verso l'energia elettrica, automobili elettriche, riscaldamento elettrico e quindi uno sviluppo significativo di tutto il sistema elettrico. Ma il sistema elettrico ha anche una questione, che quello che viene richiesto deve essere prodotto in quel momento lì. Non è che uno può dire lo metto via e dopo in qualche modo lo uso. Può farlo, ma con sistemi di accumulo. Ora, i sistemi di accumulo che ci sono attualmente sono sistemi di accumulo che permettono di coprire le variazioni tra produzione e utilizzo di tipo giornaliero. Sappiamo tutti il fotovoltaico in casa con il famoso accumulo che permette di gestire la notte e il giorno. Ma oggi è difficile ipotizzare sistemi di accumulo che siano in grado di coprire l'estate con l'inverno, perché tutte quante, se pensiamo al fotovoltaico, d'estate abbiamo il sole, ma d'inverno no. Ci sono momenti, decine di giorni di inverno in cui la produzione, anche se voi guardate il vostro fotovoltaico a casa, la produzione è quasi nulla. E anche in quel caso bisogna garantire che l'utente è in grado di accendere la luce o l'industria di riparare. Qual è l'alternativa oggi disponibile? È l'energia nucleare da fissione.
coprire uno sviluppo del fotovoltaico, dell'eolico, che necessariamente deve essere fatto il più possibile, ma questi buchi, chiamiamoli così, di necessità di avere una disponibilità di produzione di energia, oggi l'unica tecnologia disponibile è l'energia nucleare da fissione. L'energia nucleare da fissione che oggi è presente nel mondo, vedete ci sono 450 reattori in funzione nel mondo, circa in varie nazioni, e hanno evitato l'emissione, come vedete, nel 2020 è stato il secondo responsabile per la riduzione dell'anidride carbonica. Oggi bisognerà in futuro incrementare fortemente queste due forme di produzione di energia, ma ad oggi, voglio dire, la situazione è questa. Qual è il problema del nucleare fissile? Lo conosciamo tutti, il problema più grosso del nucleare fissile è quello legato alle scorie radioattive che vengono prodotte durante la reazione di fissione. Le scorie sono classificate in base al livello di radioattività. Ci sono scorie molto radioattive che, vedete, però hanno un volume di quelle che sono le ceneri, di quello che è il combustibile esaurito del reattore, che sono molto limitate, sono lo 0,4% del totale di quelle che sono le scorie radioattive, che però contengono il 95% di radioattività. E sulla base delle stime dell'IAEA, il volume complessivo delle scorie radioattive oggi presenti sulla base delle produzioni che ci sono state dall'inizio dell'utilizzo dell'energia da fissione ad oggi è pari ad un cubo equivalente di 30 metri di lato. Questo è il complessivo delle scorie che sono state fino ad oggi prodotte. Quindi un quantitativo elevato, certamente, ma non enorme. Allora, qual è questa introduzione per dire cosa serve l'energia da fusione? L'energia da fusione serve per dire oggi, se vogliamo, come dice il rapporto dell'IAEA, forse uno dei più autorevoli rapporti per raggiungere lo zero di emissioni di anidride carbonica nel 2050 e garantire, come dire, non una sovrattemperatura elevata, è quello di utilizzare in un periodo transitorio l'energia da fissione, quindi avere delle centrali che produrranno delle scorie ulteriori, e verso la fine del secolo sostituire quella che è la produzione di energia da fissione con l'energia da fusione, che ha il vantaggio di non avere il problema delle scorie ad altissima radioattività. E quindi si supera il problema delle scorie. Oltretutto la fusione è un combustibile molto che si può reperire, farò vedere, in modo diffuso, e quindi non pone particolari problemi di quantità e anche di monopolio, perché poi esiste sempre un problema di questo tipo. Vediamo oggi col petrolio che è in mano ad alcuni paesi. L'energia da fusione, in cosa consiste? L'energia da fissione è una rottura di un atomo di grandi dimensioni e con produzione di energia e emissione di neutroni. La fusione significa fondere tra loro due atomi, due isotopi di idrogeno, uno denominato deuterio e un trizio, per la produzione di elio, un gas direi tutto sommato innocuo, e va bene la produzione di energia. Qual è il vantaggio della fusione? Lo richiamo brevemente, appunto utilizziamo deuterio e trizio. Deuterio presente nell'acqua del mare. Trizio non è presente in natura perché decade in circa 12 anni, quindi sparisce. Se noi dovessimo mettere in una bottiglia del trizio, dopo 12 anni, diciamo, qualcosa di simile non c'è più. Allora bisogna produrlo nel momento in cui serve, e si produce dal litio, che è anche questo un elemento molto diffuso, viene utilizzato nelle batterie ed è presente anche nell'acqua del mare. Il tipo di radioattività è una radioattività tutto sommato limitata, e quelli che sono gli elementi radioattivi in qualche decennio, centinaia di anni, possono essere riciclati perché la loro radioattività decade, e va bene, non ha emissioni di CO2. Come avviene il processo di fusione? Il processo di fusione avviene in questo gas di deuterio e trizio portato
parliamo di temperature che sono dell'ordine dei 150 milioni di gradi centigradi. Temperature che sono 10 volte quelle del Sole. Il Sole ha una temperatura un decimo, però il Sole ha una grandissima massa e quindi la probabilità di avere reazioni di fusione è più elevata. Noi qui riusciamo a produrre dei plasmi di dimensioni più limitate, quindi dobbiamo avere temperature più alte che fanno crescere la probabilità di avere reazioni di fusione per ottenere un bilancio positivo. Allora, lo sviluppo dei sistemi da fusione deve superare alcune difficoltà. Quali sono? Innanzitutto il comportamento dei plasmi è questo gas ad altissima temperatura che ha un comportamento estremamente complesso. La fisica dei plasmi è una delle fisiche che viene ritenuta più complessa, è quella dell'astrofisica, eppure dei plasmi appunto di tipo termonucleare. E richiede competenze sia di teoria che di fisica di tipo sperimentale per riuscire, come dire, ad avanzare nelle comprensioni dei fenomeni. Ma la fusione richiede anche l'utilizzo di tecnologie che sono al limite delle competenze attuali, perché richiede superconduttori, richiede sistemi di riscaldamento di questi plasmi molto complessi, abbastanza complessi, e richiede controlli, richiede materiali poi, necessità di materiali in grado di sopportare flussi termici e flussi neutronici che sono estremamente elevati. E allora la ricerca sulla fusione si basa su una sorta di percorso ciclico dove, sulla base delle conoscenze dei modelli di fisica, si possono progettare delle macchine e quindi c'è tutta una scienza anche delle tecnologie e dei materiali che deve essere inglobata in questa progettazione delle macchine. Le macchine vengono, come dire, operate, producono risultati sperimentali, i fisici sperimentali fanno misure, sistemi molto complessi di misura della temperatura, densità, emissioni e quant'altro, ricavano dei dati, cercano di elaborare e capire il comportamento per fornire informazioni a chi poi elabora i modelli, e quindi man mano che si fanno le macchine, si fanno le sperimentazioni, migliorano i modelli e si possono costruire macchine più complesse e con prestazioni più elevate. Dagli anni 60 ad oggi ci sono stati più stadi, voglio dire, di costruzioni di macchine fino ad arrivare ad ITER. ITER sarà una macchina in via di costruzione, il primo reattore effettivamente funzionante. Fino ad oggi abbiamo solo studiato plasmi, non abbiamo mai introdotto nelle macchine, salvo in jet per tempi molto, che è una macchina a tempi molto limitati, voglio dire, questa miscela di deuterio e trizio per avere produzione di energia. ITER produrrà energia, ecco qui ITER, per darvi l'idea della macchina, questa è una persona, questi sono 30 metri di dimensione, questa è la camera dove ci sarà il plasma. Il reattore è chiamato di tipo tokamak perché utilizza elevatissimi campi magnetici per riuscire a portare il plasma ad alte temperature e ITER è in fase di costruzione. Non ho tempo di farvi vedere le immagini della costruzione, ma è una grande macchina in costruzione a Cadarache in Francia, con la partecipazione di moltissimi paesi, tra Europa, Stati Uniti, Russia, Cina, India, Corea e Giappone. A Padova, adesso vengo quindi, in questo contesto Padova che cosa fa? Padova ha una storia perché Padova ha iniziato le attività proprio dall'inizio, cioè le attività di ricerca, chiamiamola pacifica, dell'energia da fusione, parte nel 1958 e lì alcuni padovani hanno partecipato a questo che è stato un convegno per appunto l'uso pacifico dell'energia nucleare, la fusione, e ha portato alla costituzione di un istituto gas ionizzati inizialmente e poi alla costituzione del consorzio RFX nel 1996, dove oggi sono ospitati due grandi esperimenti che poi andrò ad illustrare. Ecco, ricordo qui le persone che hanno un po' collaborato, contribuito allo sviluppo della fusione a Padova, innanzitutto
Rostani e Gaetano Malesani, socio di questo istituto, ma prima di loro Antonio Rostani, che è stato presidente di questo istituto, e Giovanni Sumeda, oltre a dei soci, Lorenzo Fellin, che ben conoscete, stato Luciano Nevigliano, Gabriele Cuglierini, che ha contribuito a portare competenze da parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'interno del consorzio, Bernard Schreifler e altri che probabilmente, mi spiace, avrò anche dimenticato e me ne scuso. Il consorzio RFX di Padova è un consorzio che partecipa ad un programma di ricerche che è diciamo, su RFX, partecipa al progetto ITER, partecipa a dei progetti di collaborazione con costruzione di una macchina in Giappone, e quindi l'Europa e il Giappone hanno costruito un impianto, un grande impianto in Giappone, e il consorzio ha partecipato a questa costruzione. Sta partecipando alla costruzione di una macchina presso il laboratorio di Frascati, denominata DTP, e partecipa alle attività del consorzio Eurofusion, che è quello che coordina tutte le attività a livello europeo in ricerca sulla fusione. È costituito da un gruppo di fisici e di ingegneri con competenze diverse, in numero di circa 130, con poi ci sono, essendo presenti attività sperimentali di grande rilevanza, 45 tecnici più amministrativi. C'è un'attività di formazione con studenti di dottorato e studenti di tesi magistrale, per un totale di 25. Soci del consorzio sono l'Enea, il CNR, l'INFN, l'Università di Padova e le Acciaierie Venete. Una prima attività sperimentale che è presente presso il consorzio è appunto la realizzazione di quello che si chiama un iniettore di neutri, un riscaldatore del plasma. Come vedete qui abbiamo un plasma, serve un fascio di particelle con elevata energia che va a riscaldarlo, perché nei tokamak in ITER questo riscaldamento non può avvenire per semplicemente circolazione di corrente e dissipazione, diciamo, come delle stufette, di potenza all'interno. Il sistema che viene richiesto per ITER è un sistema che ha necessità di avere particelle con un'energia di 1 milione di volte, è una modalità attraverso la quale si misura, ed è una energia estremamente elevata, che viene raggiunta con tecnologie molto sofisticate, con una corrente che viene prodotta e accelerata di 40 ampere. Parliamo quindi, se pensate, 40 megawatt, quindi una potenza che rispetto a quella di casa, per dire che sono i 3 kW che aveva, sono 10.000 volte quella che è la potenza, per darvi un'idea della misura, che è disponibile presso la vostra abitazione. E questa potenza deve essere iniettata per 3.000 per un'ora. Allora, siccome non ci sono dispositivi di questo tipo che riescono a raggiungere prestazioni di questo tipo attualmente, ITER, quindi i soci che sono le nazioni che stanno costruendo ITER, hanno deciso di realizzare un laboratorio per lo sviluppo specifico di questa apparecchiatura, e a Padova, al consorzio RFX, è stato affidato questo tipo di compito. Qui vediamo il laboratorio che è stato realizzato negli anni dal 2012-2017 e dopo adesso è in corso di utilizzo. È un laboratorio che ha una dimensione interna di 150 metri per 50 metri di profondità, all'interno con sistemi di alimentazione complessi che vedete qui, e che ha al suo interno 2 esperimenti, chiamiamoli così. Uno denominato Spider, che è un esperimento destinato alla messa a punto della sorgente di ioni, cioè per ottenere questi fasci di particelle con energia elevata bisogna innanzitutto avere modo di accelerarle. Si accelerano le particelle cariche e quindi bisogna produrre una quantità elevata di particelle che hanno una carica elettrica, e per fare questo, siccome sono particelle che devono essere con carica negativa, non sono semplici da ottenere, e quindi un esperimento che è già in operazione dal 2017 è destinato a mettere a punto tutti i processi di chimica
Il secondo test bed è un iniettore completo uguale a quello che andrà su ITER, con le stesse prestazioni, che è composto da un iniettore vero e proprio, che è questa specie di parallelepipedo, vedete, dimensioni 15 metri per 5 per 5, che è collocato qui con tutti i suoi sistemi che qui vedete ausiliari di alimentazione, di raffreddamento e quant'altro serve per il suo funzionamento. Questo contiene, questa specie di, come dire, di scatola, contiene naturalmente la sorgente di ioni, cioè queste particelle che devono essere prodotte per poi essere accelerate, quindi viene data loro dell'energia, questo famoso milione di volt. Dopodiché però per buttarlo all'interno del plasma, il plasma è carico, ci sono elevati campi magnetici, particelle cariche non riuscirebbero ad entrare e quindi bisogna far sì che questi ioni ridiventino degli atomi neutri, perché gli atomi neutri non subiscono l'effetto di campi magnetici e di quant'altro. Allora all'interno di questa scatola è inserito quello che si chiama un neutralizzatore, cioè un sistema che permette di annullare la carica di questi ioni che sono stati accelerati. E dopodiché naturalmente ci sono perdite, perché non tutto viene completamente, come dire, neutralizzato, servono dei sistemi di dissipazione del calore piuttosto complessi. Stiamo parlando di 40 megawatt di potenza continua. Quindi questi 10.000 volte quella che avete in casa. Ecco qui, vabbè, due immagini, non ho tempo per farvi vedere molto di più, però questa è, vedete, questo è il sistema oggi installato di Mitica con questo che contiene questi elementi che ho descritto, con i sistemi di alimentazione. Questi qui sono sistemi di alimentazione che poi dirò meglio. Questo è Spider, invece questa è la sorgente aperta, vedete alcuni componenti all'interno che sono in fase di messa a punto. Qui vedete l'interno di Mitica, dove stanno per essere installati dei componenti interni. L'inizio della sperimentazione dovrebbe iniziare l'anno prossimo, quindi siamo in fase di installazione dei vari componenti dell'iniettore. Ecco, assieme all'iniettore c'è tutto un sistema piuttosto complesso che serve per alimentare. Problema, 1 milione di volt, se voi lo mettete in aria, va bene, per essere isolato perché non scarica, servono 5 metri, 4 o 5 metri. Allora, portare 1 milione di volt dentro a questo cubo, questo parallelepipedo di dimensioni piccole, se vedete è questo 5x5, serve un sistema di alimentazione particolare, che vuol dire che questi conduttori ad alta tensione devono essere inseriti all'interno di un sistema in esafluoruro di zolfo, un gas particolare che ha una elevata capacità di tenere le tensioni, di dimensioni più ridotte. Questo tubo ha 2 metri di diametro e quindi qui abbiamo conduttori a 1 milione di volt che vanno ad alimentare il sistema di accelerazione che va qui dentro. Per produrre questo 1 milione di volt servono sistemi complessi, trasformatori, guardate, perché stiamo parlando pur sempre di 40 megawatt di potenza da alimentare. Vengo ora rapidamente all'esperimento RFX. RFX invece è una macchina che produce plasmi, dove facciamo i nostri esperimenti, una macchina di medie dimensioni. Qui vedete una persona, tanto per dare un'idea delle dimensioni. Attorno ci sono i sistemi diagnostici, quelli che usano i fisici per andare a guardare tutto quello che succede e ricavare dati che poi servono per la messa a punto di modelli sperimentali, anche di tipo teorico. Ed è una macchina estremamente flessibile, è in operazione. Attualmente siamo in fase di fermata per modifiche e miglioramenti che dovrebbero permetterci di avere prestazioni ancora maggiori. È una macchina, qui vabbè, vedete più o meno come è fatta, c'è il plasma all'interno, tutta una serie di elementi come bobine e sistemi di contenimento del plasma. Il grigio qui sono degli altri sistemi di bobine. Le dimensioni sono 2 metri e mezzo metro di raggio minore. Qual è la peculiarità della linea di ricerca di Padova? È che invece che utilizzare macchine che hanno bisogno di grandissimi campi magnetici
come i tokamak. Per il tipo di configurazione magnetica, i campi magnetici richiesti sono decisamente più bassi. Per il campo di confinamento parliamo di 100 volte meno, quindi parliamo di decine, centinaia di millitesla rispetto ai tokamak che richiedono 5, 6, di alto campo 12 tesla, va bene, di campo magnetico. Questa è la prima caratteristica. La seconda è che non ci sono limiti nella corrente che possiamo produrre all'interno del plasma, e questo permetterebbe di raggiungere la fusione, quindi le condizioni di fusione, senza l'utilizzo di sistemi ausiliari di riscaldamento, che sono quelli che abbiamo visto prima per ITER, che utilizzerà quel sistema più altri legati alla come dire, a radiofrequenza che va a riscaldare il plasma. E quindi, va bene, però qual è il punto? È che oggi la dimensione di questa linea non è così estesa come i tokamak, le prestazioni sono inferiori rispetto ai tokamak, quindi rimane una linea di ricerca perché potenzialmente è in grado di dare, va bene, prestazioni maggiori, ma che oggi non ci sono. E quindi il scopo della fisica, dei fisici, è quello di riuscire a individuare, a capire come imbrigliare meglio questo plasma e ridurne le perdite, perché poi sono le perdite che lo raffreddano. Risultati di RFX, vabbè, qui cito solo che in RFX abbiamo individuato, è stato individuato uno stato dalla teoria, quindi nessuno lasciava presagire dal punto di vista sperimentale l'esistenza di questi stati, è stata prevista dalla teoria una diciamo, configurazione elicoidale che poi negli anni, attraverso la sperimentazione, è stata effettivamente individuata, è una condizione che migliora il confinamento, permette di ottenere prestazioni maggiori, e ha avuto l'onore di avere la copertina di Nature Physics, che è una delle più importanti, forse la più importante rivista di fisica. Brevemente, quali sono ad esempio quali sono come dire, le difficoltà? Pensate che il plasma si muove, ha delle instabilità. Di Padova ci sono centinaia di sonde che misurano i campi magnetici posti attorno al plasma. Queste vengono rilevate, i fisici le acquisiscono con sistemi di elaborazione dei dati, e sulla base, va bene, di una elaborazione poi comandano 192 bobine locali poste attorno al plasma che vanno a contrastare questi movimenti e queste instabilità. E questo avviene in quanto un giro completo, cioè tra il momento in cui si rileva che c'è uno spostamento e quando comandiamo gli attuatori, avviene in un terzo di millisecondi, e quindi un tempo, dovendo elaborare centinaia e centinaia di segnali, estremamente veloce, con una difficoltà perché tra dove c'è il plasma a dove ci sono i sistemi di acquisizione ci sono centinaia di metri di distanza, che poi sono ulteriori centinaia di metri dove sono gli attuatori, che sono gli alimentatori che vanno ad alimentare queste bobine. Quindi un sistema estremamente distribuito con distanze elevate che richiedono sistemi di fibra ottica. Vengo all'ultimo argomento che così mi premeva illustrare, è una nuova attività che stiamo portando avanti a Padova che riguarda i reattori ibridi. Sono reattori dove si va a mescolare la fusione con la fissione. Qual è il modo di operare? C'è un plasma che non serve per produrre energia, ma serve per produrre neutroni ad alta energia, perché i neutroni prodotti dal plasma hanno un'energia, qui è indicata 17 MeV, un'energia piuttosto alta nello spettro di quelle che sono le energie normali degli neutroni da fissione. Attorno è posto un mantello con materiale fissile, viene irradiato, e questo permette, va bene, vari tipi di possibilità. Quali sono le possibilità? Ne lascio stare questa. Le possibilità sono quelle, qual è l'interesse di una cosa di questo tipo? Perché è possibile ad esempio bruciare con questi neutroni ad alta energia le scorie ad alta intensità prodotte dai reattori, va bene, a fissione. Ma c'è possibilità anche di produrre combustibile da utilizzare all'interno dei reattori a partire dall'uranio 238, che è quello che non è
esiste un problema che l'uranio 235, che è quello che viene utilizzato nei reattori a fissione, è presente in quantità limitata, quindi non è che possiamo pensare di avere poi uno sviluppo dell'energia a fissione per centinaia di anni. Qui questo permetterebbe di produrre del combustibile nucleare da utilizzare nelle centrali a fissione, potrebbe generare energia termica e anche potrebbe essere un sistema per la produzione di energia. Perché si pensa a questo? Perché rispetto a reattori a fissione, i processi di fissione che avvengono all'interno del mantello sono subcritici, cioè operano non in condizioni di equilibrio come avviene nei reattori a fissione tra neutroni che vengono prodotti e neutroni che vengono assorbiti, per cui se qualcosa, voglio dire, va male, dopo ci sono tutti i sistemi di sicurezza e quant'altro, ma abbiamo la fusione del nocciolo, perché a un certo punto si produce più calore di quello che è previsto come dire, smaltimento, e abbiamo i processi di smaltimento. Ecco, qui questo non può succedere perché nel momento in cui cessa il processo di emissione dei neutroni ad alta energia del plasma, come cessa l'energia, voglio dire, quanto prodotto dal plasma, cessa anche la fissione non produce più energia, quindi il plasma bloccarlo, abbiamo il problema di tenere su i processi da fusione e non di spegnere. E i vantaggi sono che appunto c'è il funzionamento subcritico, l'altro è il reattore a fusione, è un reattore a fusione con prestazioni limitate, quindi non ha quelle caratteristiche di ITER eccetera, e quindi è più semplice oggi pensare ad avere un sistema, un reattore a fusione di questo tipo, anzi potrebbe, come dire, in qualche modo favorire lo sviluppo anche dei reattori. Concludo, bene, leggete